Buongiorno a tutti e bentrovati alla cucina del cuore. Come promesso, ecco qui la ricetta base per fare la crema di ricotta a casa. Questa crema è adatta per farcire cannoli siciliani, iris, cartocci, cassatelle. La prossima ricetta troverete le cassatelle di ricotta con farina di semola. Poi è adatta per farcire torte, crostate, quello che più preferite. Io vi lascio subito agli ingredienti e vi ricordo che mi trovate anche sui social, Instagram, Pinterest, Facebook e anche su Telegram. La cosa importante è mettere a colare la ricotta un giorno prima per eliminare questo siero. Quindi per la nostra crema di ricotta avremo bisogno 800 g di ricotta, 320 g di zucchero che iniziamo a mettere. Poi potete aromatizzare come volete, io metterò arancia e vaniglia, ma ci potete mettere la cannella che ci sta benissimo, quello che vi piace. Io metto un pochino di scorza d'arancia, questa è essiccata. Metto anche un pizzichino pochissimo di sale e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Buongiorno. Mamma, non stai registrando? Scherzando. No, perché già mi è successo, ho dovuto fare un'altra No, avresti dovuto vedere la faccia. Stavo morendo già. Lo so, l'ho visto, l'ho notato. Quindi andiamo a mescolare il tutto con una frusta a mano o con una frusta elettrica, come preferite voi. Ovviamente l'aroma principale in Sicilia è la cannella che ci va qua, quindi se la volete mettetela se a voi piace, a me non piace non la metto. Andiamo a mescolare il tutto, dopodiché andiamo a setacciarla, passaggio fondamentale per rendere la nostra ricotta ancora più cremosa. E se volete andare a fare la ricotta a casa come faccio io senza caglio, vi lascio la ricetta giù nel primo commento e anche nell'info box. Lo stesso vale per l'estratto di vaniglia fatto in casa. Fatto questo, la nostra crema di ricotta è pronta. Adesso potete decidere se aggiungere le gocce di cioccolato. Io non ne metto tantissime, ma se a voi piacciono di più potete aggiungere di più. Ovviamente è d'obbligo a chi piace la cannella, che a noi non piace purtroppo, e qui potete andare ad aggiungere anche del cedro, dell'arancia candita, quello che più preferite. Prima però di utilizzarla fatela riposare in frigorifero almeno 2-3 ore. Ed ecco qui la ricetta della crema di ricotta fatta in casa alla siciliana, alla mia maniera. Spero che la ricetta vi sia utile, ve la metto così solo in ricette base, così la trovate facilmente quando dovete andare a farcire qualsiasi tipo di cosa, anche un semplice pan di Spagna. Io vi ringrazio ancora tutti, alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!